e quindi invito la squadra di Mestre Volley Center che è in Serie C, i rappresentanti. Non so se è presente Alessia Pavanello, se è riuscita a venire poi o aveva un impegno, non è riuscita a partecipare. Allora sono beata tra le giovani. Sedetevi pure vicino, prendete un microfono. Quando ho fatto una chiacchierata preliminare con Alessia Pavanello, mi ha spiegato un po' come vi allenate, la struttura, come gli obiettivi che vi ponete. Voi quando avete iniziato a giocare a pallavolo? Allora, in realtà io ho scelto di iniziare a giocare a pallavolo guardando una partita quando ero piccolina. Io facevo danza insieme alle mie compagne delle elementari e non mi sentivo molto a mio agio. Era una passione che non sentivo mia totalmente. Una sera, un sabato sera, ero con mio padre a casa e girando insomma nei canali della televisione ho visto questa partita della nazionale italiana femminile. Lì per lì ho detto a mio papà, fermo, guardiamo questa, ho detto questo è quello che io voglio fare. La settimana dopo sono andata con mio padre a parlare per iniziare insomma questo percorso e da quando ho 9 anni, 9-10 anni gioco a pallavolo. Adesso ne ho 20, quindi sono passati un po' di anni insomma. Allora, per quanto riguarda la struttura dei nostri allenamenti abbiamo la fortuna di essere seguite da più di un allenatore, quindi riusciamo a suddividere l'allenamento in una prima parte ovviamente di riscaldamento e poi riusciamo a fare degli esercizi specifici per i ruoli insomma all'interno della squadra, quindi questo aiuta molto per quanto riguarda la parte tecnica. E abbiamo anche un preparatore atletico, quindi anche dal punto di vista fisico siamo seguite e poi la parte finale insomma degli allenamenti la utilizziamo per giocare il più possibile. Vuoi raccontarci tu invece come è nata questa passione? Mi dovete dire tra i vostri nomi, perché siccome siete cambiate come rappresentanti di Mestre Volley. Sono Serena. Serena? Io Laura. Laura. Allora, io ho cominciato a giocare a pallavolo all'età di 10 anni e in realtà sin da bambina sono stata una persona molto versatile, quindi ho cambiato moltissimi sport e l'unico sport che non volevo fare assolutamente era la pallavolo. Infatti sia mia sorella sia mio cugino giocavano a pallavolo e io andavo a vedere le partite, ma non mi piace proprio. Esattamente. Poi provenendo da una città, io vengo dall'Abruzzo, mi sono trasferita qui per l'università e ho trovato anche la squadra appunto, e venendo da una città molto famosa per la pallavolo, anche la mia famiglia era molto appassionata di questo sport, tant'è vero che mio padre faceva parte della dirigenza e un giorno sono stata obbligata a partecipare ad un allenamento e poi sono entrata in quel campo e non sono mai uscita. È stato poi amore. Sì. Cosa vi dà lo sport e cosa vi dà il gioco di squadra, il senso di inclusività, come vi sentite tra di voi a livello poi femminile? Allora, io credo che la cosa più importante sia quella di trovare in palestra una seconda famiglia. Ci deve essere complicità tra le ragazze, ci deve essere anche empatia e soprattutto quindi ci deve essere un ambiente in cui si va volentieri. Dal momento in cui si va in palestra malvolentieri si deve accendere un campanello d'allarme, proprio perché lo sport deve essere una valvola di sfogo, deve essere una passione e deve essere del tempo libero che noi andiamo a sfruttare per cercare di creare un progetto. Secondo me lo sport è una cosa che deve essere sempre presente nella vita di un adolescente, ma anche di una persona adulta, perché aiuta moltissimo nelle relazioni interpersonali con appunto le altre ragazze. Io ad esempio quando mi sono trasferita qui a fine agosto ed ero terrorizzata perché 500 km di distanza e non conoscevo nessuno. E la squadra mi ha aiutato tantissimo in questo perché mi sono trovata in un ambiente subito stimolante e anche in un ambiente in cui le ragazze sono umili e ti aiutano immediatamente.
Io adesso, se dovessi avere un problema, chiamerei una di loro e so che... Sei sicura che avresti una risposta? Sì, 5 minuti verrebbero subito ad aiutarmi, perché sono veramente meravigliose, come tutto l'ambiente della società di Volley Masters. Sì, avevo parlato appunto con Alessia Pavanello, mi è sembrata una persona molto appassionata, rigorosa, e tra l'altro vi insegna le regole, vi insegna il rispetto dei ruoli, la disciplina, delle gerarchie e la determinazione e la fatica. Perché vorrei che, ecco, parlaste, probabilmente ci saranno anche dei giovani collegati, parlaste a loro. I percorsi, gli obiettivi si raggiungono anche con tanta fatica, tanta determinazione e tanto impegno. Volete raccontarci qualcosa in questo? E a volte non è semplice, immagino. No, io ho proprio un'esperienza personale che vorrei condividere. Ho preso parte di un campionato nazionale, quindi di una categoria comunque abbastanza alta, quando ero ancora molto giovane. Ero l'unica ragazza ancora minorenne all'interno di una squadra di ragazze che andavano dai 25 ai 30 anni. E lì per lì ero molto entusiasta di questo progetto, solamente che poi nell'entrare in palestra ho iniziato ad avere delle difficoltà. Questo perché non mi sentivo protagonista del progetto, ma non perché venivo messa da parte, semplicemente perché venivo da una realtà totalmente diversa e quindi non avevo ancora forse ben afferrato il concetto secondo il quale lo sport è un sacrificio. Sono arrivata ad allenarmi 3 volte alla settimana per 5 ore, perché avevo la squadra della mia età, poi avevo la parte fisica e la parte con la prima squadra, e lì sono riuscita a andare oltre quello che era il mio limite, perché facevo veramente fatica, non mi ritrovavo in quell'ambiente e quindi ho detto devo sempre dare di più, ed è proprio questo uno dei punti cardinali secondo me dello sport, cercare di dare sempre il meglio e andare sempre oltre a quelle che potrebbero essere delle problematiche, delle difficoltà. I sacrifici nello sport sono essenziali per raggiungere qualsiasi obiettivo, ma non solo nello sport, in realtà proprio nella vita in generale. La pallavolo per me è stata ed è tuttora una delle cose più importanti della mia vita e ricomincerei a giocare se qualcuno me lo chiedesse, non mi sono pentita. Io ricordo che ho vissuto un periodo molto simile a quello della Serena appena raccontato. Infatti anch'io avevo 13 anni, ho giocato in Serie C a quell'età con persone molto più grandi di me e non mi sentivo stimolata in quell'ambiente perché nessuno mi stimolava effettivamente, venivo messa da parte solamente perché c'era quel gap di età che magari appunto spingeva le persone a non parlarmi o a mettermi appunto da parte. E ecco, quando ci si trova in un ambiente non stimolante, il problema è stimolarsi da sola, perché ti trovi lì da sola che magari fai degli errori e nessuno ti corregge. E quello è la cosa più importante, non abbattersi, ovviamente, porsi degli obiettivi e poi cercare di dare il massimo per raggiungerli. E vorrei aggiungere anche un'altra cosa per esperienza personale. Io credo che lo sport serva anche per rimediare a quelli che sono i problemi che si hanno magari in famiglia, perché magari una persona sta vivendo un periodo molto difficile e andare in palestra a volte è l'unico modo per svagare la mente, e questo lo posso dire con un valore personale, quindi aiuta, è fondamentale, bilancia. E tra l'altro appunto Alessia Pavanello sottolineava che come all'estero dovrebbero essere concessi dei crediti agli sportivi, perché valorizza anche il concetto di merito. Io vi ringrazio per l'entusiasmo e la freschezza.